Magica da ieri a oggi. Siamo alla Piccola Scala per vedere qualche frammento tratto dalla Pietra di Paragone di Rossini con la regia di Edoardo De Filippo. La Piccola Scala, nata per ospitare opere del grande repertorio ma con piccolo organico, nacque negli anni 50 e fu inaugurata con uno degli spettacoli più straordinari che la Scala abbia mai prodotto, Matrimonio segreto di Cimarosa, diretto da Guido Cantelli, regia di Streller. Ombretta sdegnosa del Mississippi.